settimana della bonifica è una serie di eventi che coinvolgono tutti i consorzi di bonifica del Veneto. Noi abbiamo sentito la voce del direttore di Ambi Veneto, Silvio Parizzi, per questo importante evento. Io mi occupo di Ambi Veneto, che è l'associazione che raggruppa gli 11 consorzi che sono sul territorio veneto, 11 consorzi che hanno caratteristiche totalmente diverse a seconda del territorio che vanno a gestire. Spesso qualcuno oggi ha detto una cosa stupenda, che la manutenzione non è sexy, praticamente non è spendibile dal punto di vista politico, ma è fondamentale. Allora come consorzi, come associazione, come consorzi ci siamo dati l'impegno di spiegare il più possibile alla società civile quelle che sono le funzioni fondamentali per garantire il territorio che voi oggi vedete, un territorio che è il frutto di centinaia e centinaia di anni di manutenzione, di attività e di lavoro. Senza il lavoro dei consorzi di bonifica, degli agricoltori e di tutti coloro che regimentano le acque piuttosto che cercano di creare sicurezza, appunto ha portato a questo bellissimo territorio. Siamo nella settimana della bonifica, abbiamo tantissime iniziative proprio indirizzate su cercare di fare conoscenza su quelle che sono le opere che andiamo tutti i giorni a manutentare e a creare. Siamo in un territorio dove dal 2017 al 2025 sono stati fatti 512 milioni di euro di investimenti e dobbiamo assolutamente continuare per essere sempre più efficaci anche a contrastare quelli che sono i cambiamenti climatici, che portano da una parte ad avere periodi di siccità intensi, dall'altra eventi che mettono a rischio la sicurezza del nostro territorio. Le informazioni sugli eventi della settimana della bonifica, i nostri amici che ci guardano da casa dove le possono trovare, direttore? Sicuramente su internet, ogni consorzio ha una sua tabella di eventi, sono veramente quasi un centinaio, quindi diventa difficile a ricordarli, però lo si trova sicuramente in riferimento ai social.